Presidente, io su questo le leggo due dati, ma solo perché se no sembra sempre di parlare al vento. Vincenzo De Luca, 6 volte su 7 in Consiglio regionale, 85%. Eugenio Giani, 29 su 29, 100%. Attilio Fontana, 71 su 100, 71%. Alberto Cirio, 57 su 109, 52%. Federica, 144 su 219, 65%. Mi fermo, potrei andare avanti, vale per destra e sinistra, ma glielo dico perché? Perché la politica, la discussione politica che noi vogliamo tenere sul binario del confronto per noi, però si deve fare qui, perché se dobbiamo farla sui giornali non è più un confronto politico, vuol dire fare confusione tra i ruoli, per cui l'unica cosa che spero che sia sul piano politico l'esito di discussione di oggi è che su questo punto ci possiamo essere capiti, ed è che per quanto ci riguarda, se lei viene qui e qui si discute, qui le possiamo porre le domande, ma anche dirle cosa secondo noi non va, questa è una dialettica democratica normale. Se per provare a dire delle cose dobbiamo andare fuori dal punto stampa di Marghera, vuol dire che probabilmente qualcosa in questa regione non funziona.